solo per te, così tutto per me, io so tutto per te, quando amore sta amore ce l'ha, sì ma coppia più bella del mondo, e mai niente ci può separare, e come bella te vuole, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia, doia fermarsi il tempo se lo potesse fare, e come bella te pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata tia, tu sei un miracolo della vita mia, tu mi manchi più niente, io con te sono contento, e grazie a te perché mi hai regalato a te i miei sogni. Carezze, un'emozione nuova, coppa sta bella per me, in te vase del taglio mi fai crescere te, e sto cuore ti va sempre più, ci mancammo si stammo lontani, non potevo restare senza noi, e come bella te vuole, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia, doia fermarsi il tempo se lo potesse fare, e come bella te pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata tia, tu sei un miracolo della vita mia, non mi manchi più niente, io con te sono contento, e grazie a te perché mi hai regalato a te i miei sogni. Buonasera, sono Franco Moreno, buonasera a tutti voi che già mi state messaggiando, condividete questa diretta, questa sera è una diretta particolarissima, ci saranno bellissime novità, fate mi piace, vai! Sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata tia, tu sei un miracolo della vita mia, non mi manchi più niente, io con te sono contento, e grazie a te perché mi hai regalato a te i miei sogni. Buonasera, Buonasera. buonasera da me Franco Moreno, Buonasera a tutti. buonasera dalla regia Katia Zito, buonasera dal direttore artistico Salvatore Architravo che ci fa la regia da lontano. Qualcuno mi dirà come mai stasera Franco Moreno si è messo gli occhiali da sole in casa. Vi spiego perché, prima di partire con la diretta, perché stasera è una diretta particolarissima. Ieri sera sono stato contattato da un mio amico che si chiama Paolo D'Alterio e aspettate però faccia cagnere perché sono niente. Aspettate un poco, scusate, questa è la diretta, vi tolgo questi qua e poi dopo faccio. Allora, sono stato contattato dal mio amico Paolo D'Alterio e dal mio amico Gianluca Morgan perché c'è una grande notizia. Stasera, in questo momento, qua a Napoli, in Italia, sono le 17:30, mentre noi stiamo in diretta TV in America e dall'America trasmettono 3 emittenti americane che ieri sera mi hanno contattato e io gli ho dato chiaramente il permesso di trasmettere perché la diretta è privata, se noi non diamo una delibera non va in onda. Ragazzi, però mi raccomando, condividete questa diretta e poi passiamo a quello che dobbiamo parlare. E poi fate mi piace, è tutto gratuito, non vi scaricano niente dal telefonino, ok? Allora, dicevo, ci stanno 3 emittenti che una sta trasmettendo da New York, che si chiama Ciao USA, un'altra che sta trasmettendo da Los Angeles, che si chiama TV Italia, e un'altra che sta trasmettendo da New Jersey, che si chiama TV Io Tievo. Va bene? Queste 3 emittenti vengono dirette come direttore, come amico, non so, da un amico che si chiama Joe Barone.
e tutto quanto è organizzato dall'Italia tramite Paolo D'Alterio e Gianluca Morgan. Allora adesso, se voi mi permettete, voi sapete che io sono ospitale e devo salutare gli amici americani, chiaramente i siciliani, i napoletani, i sardi, italiani che stanno all'estero, in America. Però ecco perché gli occhiali scuri, aspettate, perché poi non per offendere, quando io parlo l'inglese, no americano, perché la parola, la lingua americana non esiste, inglese, sentite proprio il mio inglese, aspettate. Un po' particolare. Diciamo. Aspettate, non per niente, aspettate. L'ultimo... Ah, già fu americana, direi. Ecco fatto. Uè Joe! Uè Frank, come stai Frank? Uè, aspetta, ci vedi che lente su. Uè Joe Barone, come stai? Tutto ok? Un bacio a New York, un bacio a Los Angeles, e aspetta, com'è qua? New Jersey. E mando pure un bacio agli amici che stanno TV Italia, ci stanno guardando, un bacio a TV Io Tievo e un bacio a Ciao USA, a tutti gli americani, chiaramente gli italiani che stanno in America. E poi un bacio a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento dall'Italia, in tutto il mondo, perché Facebook è mondiale. Voglio dire che ritenetevi tutti salutati e non mi mandate i messaggi di richieste di canzoni, perché non ci sono richieste. Questo è che Franco Moreno si racconta dei suoi 40 anni di canzoni, musica, dischi, eccetera, eccetera. Un saluto all'America mi ha fatto. Ciao, guagliù. Ciao picciotte. Ciao, picciotti. Allora, che poi lei è la mia traduttrice, per esempio in italiano si dice ciao ragazzi, dillo in americano. Ciao picciotte, come state? Come state? Questo è siciliano proprio. Allora, partiamo subito. Mando un bacio a Paolo D'Alterio, chiaramente a Gianluca Morgan, e poi mando un bacio a queste belle emittenti che si sono collegate con me, con la mia diretta stasera. Allora, noi stiamo nel 1982 ed è il periodo invernale che si sta facendo la sceneggiata di Franco Moreno Ritorna a m'abbraccià nei teatri di tutta Italia, e nel mentre si prepara il disco per il 1983, per cui sono passati quasi 3 anni, mentre si fa la sceneggiata di Ritorna a m'abbraccià, si prepara un altro disco per la Vis Radio di Milano, e questo disco si chiama O Capo Reparto. Mentre si prepara questo disco mi vengono delle proposte, mi arrivano delle proposte, perché poi uno man mano cresce, no? La prima proposta che mi arriva, che un amico mio mi dice, però Franco Moreno, che cammino con 128, perché io poi mi comprai il 128, facendo un salto di qualità, dalla 850 coupé mi comprai un 128 che finalmente non andava in ebollizione, che andava proprio buono, vi dico la verità. E mi dissero di cambiarmi la macchina, però i soldi non erano tanti, perché quando uno viene da zero per arrivare a 4, a 5, a 6 ci vogliono anni. E mi portai verso a Strade Americane a Napoli, e dove stanno tutti quelli che vendono le macchine, però all'epoca c'era soltanto la famiglia d'Ausilio, che erano i più forti che vendevano le macchine. E all'improvviso mi trovai in un piazzale di macchine che il proprietario era Don Raffaele D'Ausilio, e io saluto con il cuore, perché lui sta in paradiso e non me lo dimenticherò mai. Figuratevi che sotto il mio parasole della macchina ci stanno le fotografie di mia madre, mio padre, mio fratello Filippo, mia sorella Concetta, mio fratello Stefano e il papà di D'Ausilio, Raffaele D'Ausilio. Lo tengo sotto al parasole perché non me lo dimentico mai. Andai là e gli chiesi una macchina per me, una macchinuccella però, e lui mi disse: ma tu sei Franco Moreno, quello che canta Maria Celeste, un pazzo di bene, gli dico, una bella voce, ma come cammina in sta boîte in America, non so come si dice in americano, però penso boîte perché è francese.
E io dissi, ma che è possibilità? Dice, no, mo ti do io una bella macchina. Io gli dissi, Raffaele, ma io i soldi non ne tengo. Dice, non ti preoccupare, cacciatemi quella Mercedes bianca da dentro al garage. E mi cacciò fuori una Mercedes fascionata, però un numero di targa non mi ricordo, però Pasquale D'Ausilio, il figlio, mi sta guardando, lui adesso mi manda un messaggio e vorrei pure un numero di targa, in modo che voi le rigiocate, pigliate carta e penna. E mi cacciò una Mercedes. Questa Mercedes costava 20 milioni, 10 milioni, e 10 milioni erano parecchi. Io dissi, no, ma i soldi non ne tengo, e lui mi disse queste parole. Disse, facciamo una bella cosa, ma ti faccio pure un passaggio di proprietà, ti faccio pure l'assicurazione a COP, e tu quando tieni i soldi mi porti. E così mi fu data questa Mercedes da Don Raffaele D'Ausilio, senza manca un soldi. Io pensavo sempre che era un periodo, era una meteore, che qualcosa poteva cambiare all'improvviso, perché un grande successo dalle stelle alle stalle si vola, ti scordi tutte cose, amici, parenti, tutti, perché guardi sempre in alto. Allora pensavo, e se poi succede qualcosa, e come faccio, come non faccio, e come faccio, come no? Comunque lui mi diede questa macchina e io iniziai a fare dei bei passi. E mi presentavo con la Mercedes, e ogni uomo ha fatto i soldi, invece stivi chi dei riebete. E allora, mentre che camminavo con questa bella Mercedes, stavamo preparando questo disco O Capo Reparto. Però stavamo nei teatri di tutta Italia con la sceneggiata Ritorno a m'abbraccià. E mi chiamarono dei produttori discografici. Uno si chiamava Vergara di Sant'Antimo, un altro si chiamava Calabrese, che era un grande regista che faceva tutti i film napoletani. Ragazzi, mi raccomando, condividete la diretta e fate mi piace. Fu contattato da questi qua tramite un signore che si chiamava Federico Cagno, sarebbe il figlio dell'autore che ha scritto Surdate innamorate di Cagno. Federico Cagno era il figlio e mi disse, noi vorremmo fare un film, questo Federico Cagno, Surdate innamorate, tu vuoi fare il primo attore cinematografico? Sai, io tentennavo un poco perché c'avevo una rubrica telefonica, all'epoca si portavano le agende, queste qua, si camminavano con queste sotto racce, e il mio segretario era Vincenzo Agrillo. Io tentennavo perché tenevo i teatri pieno di gente, c'avevo le serate, i teatri tutte le sere, poi tenevo 700-800 piazze, serate, matrimoni da fare, e pensavo, mo mi metto pure in mezzo cinema, io vado al manicomio. Dissi, e poi ti faccio sapere, va bene? Mentre si lavorava con questo caporeparto, arrivò il signore Vittorio Annona e mi disse, io ti voglio scrivere una bella canzone perché tu c'hai il nome di mio fratello Salvatore, che io non sapevo. Disse, veramente? Dice, sì, però mio fratello non c'è più. Siccome che tu ti chiami Salvatore come mio fratello, io ti voglio scrivere una bella canzone. E Augusto Visco, che era l'arrangiatore all'epoca della Vis Radio, disse, la musica ce la faccio io, il motivo sarebbe. E mi fecero questa canzone O Caporeparto. Nel mentre siamo arrivati con Maria Celeste come vendita a 120.000 copie. Con Ritorno a m'abbraccià siamo arrivati a 110.000 copie e con O Caporeparto, che sta per uscire, dopo vi dico a quante copie siamo arrivati mentre si faceva teatro, usciva il disco, si andava sulle radio, Radio Studio Napoli, Radio Mela, Radio Antenna Foria, tutte le radio di Napoli, Radio Quartieri Sound, ma di tutto di più, va bene? E la gente arrivava con gli anelli, braccialetti, dolci. C'era una grande festa quando arrivava, puoi partire, quando arrivava il cantante sulla radio o sulla televisione. Eccola qua, O Caporeparto. Non t'affolicare, non è niente. Salvatore, sto morendo. Portami a casa. Quando mi
Madonna che peccato, d'indanno tutta vita, la dedica da noi, e frate mi amicato, e poi che mi guardate, ti agnito per ringrazio, ma non è un dolore, che se posso portare. Oh, capare parte, per tu buone rusante, o tu caranda de figlie, l'orgoglio di tutta la famiglia. Oh, capare parte, per tutta la vita soia, passa la palla di compagni, l'hanno fatta una medaglia. Oh, coraggio e va bontà, e tutti gli anni, tutti gli anni, tutti gli anni, mamma. Lunga esce più da casa, la sua promessa sposa, uccisa dal dolore, ma solo dentro la chiesa, a torta di rose, insieme con giornalino, non parla, non risponde, non si vorrà segnare. Oh, capare parte, per tu buone rusante, o tu carella de figlie, l'orgoglio di tutta la famiglia. Oh, capare parte, per tutta la vita soia, passa la palla di compagni, l'hanno fatta una medaglia. Oh, coraggio e va bontà, e tutti gli anni, tutti gli anni, tutti gli anni, mamma. Allora, ed era o capo reparto, io voglio mandare pure un saluto agli amici dall'Argentina, perché ho visto che mi è arrivato un messaggio in Argentina, dall'Argentina, e poi mando un bacio a tutti voi che mi messaggiate. Ragazzi, mi raccomando, condividete questa diretta e fate mi piace, mi piace, mi piace. Allora, voglio ripetere che stiamo in diretta TV su Ciao USA, che trasmette da New York, dall'America, poi Los Angeles e New Jersey, un'altra emittente americana che si chiama TV Italia e un'altra che si chiama TV Io Tievo. E mando un bacio a Gio Barone, un bacio a Paolo Dalterio e a Gianluca Morgan e a tutti gli americani, italo-americani che stanno lì, e vi mando un bacio a tutti. Allora, siamo ascoltati lo Stefano. Vero, diciamo quando è caporeparto, diciamo... Ah sì, allora, scusate perché poi comunque 46 anni tengo. Allora, siamo arrivati che abbiamo venduto 100 e dispari mila copie con Maria Celeste, ritorna a abbracciare più di 100.000 copie, o caporeparto, perché poi mentre si faceva il disco nel periodo invernale si faceva pure la sceneggiata, per cui stiamo preparando questo disco. E mi arriva un'altra bella notizia. Dopo questa cosa di Soldate innamorate, sono stato contattato dal signor Calabrese, questo grande regista che faceva tutti i film napoletani, e mi disse: ma nel caso vogliamo fare pure Soldate innamorate, tu che cosa mi dici? E io dissi: vabbè, facciamo passare questa bufera, perché poi il teatro, i matrimoni, i concerti, il disco nuovo. Io che venivo dal nulla, non avevo mai fatto questo lavoro, non sapevo che era così stressante, perché poi bisognava fare, non era come adesso che si va su Facebook, appicciamo e tutta l'Italia, tutto il mondo ci vede, no. Noi eravamo a fare Radio Mela, perché il nostro disco lo doveva conoscere San Gaetano di Tribunale, poi
per far conoscere il disco a Foria, eravamo a fare radio Antenna Foria, poi per far conoscere il disco quasi a mezza Napoli, eravamo a fare radio Studio Napoli, e allora il lavoro c'era. Poi per andare in televisione, per far conoscere il nostro disco, ci voleva un anno, se qualcuno se ne accorgeva che noi eravamo nel mondo musicale. Non era come adesso così facile. E mi hanno detto: Franco, perché non facciamo pure O Sampugnare innamorato? Così facciamo 2 film e tu farai il primo attore. Con questo io già avevo 2 figli, una figlia di 2 anni, anzi no, di 6 anni, e un altro di 4 anni. Non avevo una lira, ero un lupo affamato e pensavo soltanto di correre. Mi trovai in una tempesta terribilissima. Si guadagnavano soldi, ma ero 48 kg, dividendo 33, per cui non mi ricordavo quando dormivo, quando mangiavo, quando mi svegliavo, non capii più nulla. Meno male che avevo voglia di crescere per poi sistemare tutta la famiglia, perché poi in effetti se uno ha un amore per un'attività, una passione, ce l'ha lui, però la fa anche per poi progredire per i figli, no? Per fare le cose belle, per sistemare, per farsi una proprietà. In questo frattempo, di questo macello che c'era in giro di lavoro, parlo io, macello nel senso buono, pensai, nel caso che sia una meteore e che finisce tutto, io che faccio? Ritorno a portare le bombole? Che faccio? Ritorno a dire per andare a faticare? Ma quello è così bello questo mondo, perché poi inizia ad entrarci dentro, no? Perché dovete sapere che il cantante, se è fatto bene, non facendo i clown, no. La musica va rispettata, perché la musica va rispettata. Se è fatta bene, ti dà tantissime soddisfazioni in tutto e per tutto, perché è un lavoro meraviglioso. Che succede? Mentre faccio teatro, mentre faccio queste serate, mi viene in testa di comprarmi una casa e pensai di addebitarmi ancora di più, cioè tanto. Mettiamo, come si dice, a benzina coppo fuoco, quando è buono buono. Se non va bene, dico ragazzi, non tengo manca una lira, una vita niente, nessuno. Invece no, la cosa andò bene e mi comprai una bella casetta a via Melitiello, nelle palazzine dove abitava mia madre. Precisamente mi comprai, questo è per i miei paesani, perché voi non li conoscete, mi comprai la casa di un signore che al paese nostro ognuno aveva, come si dice, il nome d'arte, no? A noi ci chiamavano per esempio Totoro Mario Trevi, a me, a Mimie Marisciallo era mio padre. E io mi comprai la casa di un signore che si chiamava Armand Ombricciate, sarebbe Armando il Casinista. E mi comprai questo appartamento, me lo sistemai e pensai, pensate un poco, a 20 anni, 21 anni, se era una meteore che passava nella mia vita, perlomeno mi trovavo un appartamentino e non pagavo più il pigione di casa. E poi me ne andavo a lavorare e con quelli 400-500 mila lire al mese io potevo vivere bene, 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 perché all'epoca, se ci stanno persone in ascolto, con 1.000 euro al mese, vi posso dire che con 1.000 euro al mese eravamo VIP, invece qua con 1.000 euro io non a poco ci morimmo di fame. Vabbè, comunque non fa niente. Mi compro questa casa, me la aggiusto e poi vengo contattato dal signor Schember Gennaro, preparala, questa qua, Sì, la devi l'ho già preparare. preparata. Dal signor Gennaro Schember, un grande autore napoletano con il fratello grande attore, e il maestro Carmine La Fortezza, veramente di nome di fatto perché ha fatto dei grandi successi. Non vi sto qua ad elencare i successi della Fortezza, che solamente a me me ne erano di 5-6. E mi propongono una canzone che sempre nel disco Rucapo Reparto, una canzone che si chiama Non ci stai più. Mo ve la faccio ascoltare e poi andiamo avanti ancora con un discorso ancora bellissimo, perché poi c'è la RAI, arriva la RAI,
Per cui mi raccomando ragazzi, condividete questa diretta, fate mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, non costa nulla, ok? Perché quando più ne siete io più mi eccito. Aspettate, ora saluto l'americano. Aspettate, ecco qua. Voglio, sei pronte? Vai, vai. Notte passata insieme tutte e due, bocca intricciata, mille vasi ardenti, e mo non ci stai più, come mi scordi te, non ci stai più, o capucciare te cuore senza bene, fatti vedere, solo per sfizi di poter parlare, ti voglio domandare perché l'hai fatto, che mi lasciate senza un perché, fatti vedere, io non ti dico niente, sai perché, lascia sapere, e poi voglio soffrire, lontana da te. Notte passata insieme tutti e due, ma poi da torno e tu non ci stai più, solo che fantasia, te tengo insieme a me, non ci stai più, fatti vedere, ti voglio domandare perché l'hai fatto, che mi lasciate senza un perché, fatti vedere, io non ti dico niente, sai perché, lascia sapere, e poi voglio soffrire, lontana da te. Allora, un saluto sempre a Joe Barone da New York, da Los Angeles, New Jersey, un bacio a Ciao USA, un bacio ragazzi a tutti quelli che mi stanno vedendo in America, un bacio a TV Italia che mi vedono sempre dall'America e un bacio a TV io Tievo. E poi un bacio pure a Tony Gravante, voglio mandare un bacio pure a un mio amico giornalista Gemito, un bacio Gemito, e chiaramente un saluto alla famiglia Cannata di Palermo, a Angelo da Palermo, Romano, un bacio agli amici da Catania, a Pescheria, all'amico Romano, mando un bacio a tutta Melito, un bacio a tutta Napoli, un bacio a tutto Secondigliano, Miano, a tutta l'Italia, il sud Italia. Un bacio a tutti gli amici che stanno in Italia, al nord Italia, i napoletani, i siciliani, i pugliesi, quelli del sud Italia. Un bacio a tutti, tranne uno che non saluterò mai, è Feltri, ok? Un bacio. Allora, a Feltri è quella, come si chiama quell'altro? È Giordano. Giordano, mi dispiace solamente che c'è il cognome di un grande prefetto
questore napoletano e di un grande autore napoletano che era Pino Giordano. Secondo me devi cambiare il cognome perché non te lo meriti questo cognome meridionale. Vabbè, chiudiamo il Completamente discorso. se lo merita. Allora, stavamo dicendo che mi arriva la RAI perché il signor De Paulis, mentre che era uscito il disco di Franco Moreno Ritorno a m'abbracciai, abbiamo toccato le 110.000 copie, il signor De Paulis mi chiama e mi dice: senti Franco Moreno, ti do una bella notizia, c'è un programma in RAI di mattina e si chiama Pronto Raffaella, con Raffaella Carrà. E questo è il secondo disco che faccio con la Vis, perché ho fatto Ritorno a m'abbracciai con caporeparto e poi basta. E poi vi dico perché. Dice c'è un programma in diretta Rai 1, Pronto Raffaella, che c'era un vassoio, c'era una palla, chi ne fa solo, i fagioli, e la gente doveva indovinare quanti fagioli c'erano in questa palla. E ogni mattina c'era un ospite che andava lì e andava a cantare la canzone, o due o tre, non lo so. E lui mi disse: allora, la prima puntata ci va Nino D'Angelo, perché Nino D'Angelo aveva fatto celebrità in quel periodo. E poi dopo va Maurizio, che aveva fatto Scugnizza. E questo lo voglio precisare perché un sacco di gente fa confusione. La canzone Scugnizza, il primo interprete a cantare Scugnizza è Maurizio Pasquale Carpi. Patrizio l'ha incisa, ma il primo interprete di Scugnizza si chiama Maurizio. Vabbè, se Maurizio è in ascolto e mi manda gli autori, perché forse non mi ricordo se era De Paulis o Chiaravalle, vi dico pure gli autori, perché l'abbiamo incisa nello stesso periodo, mi ricordo bene, altrimenti non mi permetterei mai di entrare in certi argomenti artistici degli altri. E mi dice: allora va prima Nino D'Angelo, poi va Maurizio e poi vai tu a Rai 1 a fare questo programma. Io aspetto un giorno, una settimana, 2 settimane, la terza settimana, un giorno prima, il signor De Paulis mi dice: senti Franco, siccome che sai così colà, ti dispiace se va un'altra volta Nino D'Angelo e poi tu ci vai un'altra volta? Io vabbè, perché poi figuratevi con questa gente piena di fatiche, sceneggiate e tutto quanto, che poi Nino D'Angelo, voglio dire, a Napoli, che nessuno si offenda per l'amor di Dio, è stato sempre il cavallo di tiro che ci ha portato tutti quanti dietro di lui, perché grazie a lui è cambiata la musica napoletana, grazie a lui sono cambiati gli argomenti nei testi, grazie a lui la musica napoletana è arrivata un poco nel mondo, chiaramente grazie a Mario Merola che faceva il classico, ma lui era proprio una novità in quel periodo. Lui ha cambiato un poco la storia della musica napoletana e chiaramente anche per rispetto, perché lui era molto più forte, che Nino D'Angelo è stato sempre forte, che nessuno si offende, pure Carmelo Zappulla, pure Mauro Nardi, però Nino D'Angelo è stato quello che forse ha fatto meglio di noi, perché è arrivato in certi livelli. E allora passa un'altra settimana, ancora un'altra settimana, io inizio a innervosirmi, e quando mi inizio a innervosire, che nessuno me ne voglia, per l'amor di Dio, io sono un credente, praticante, cattolico, però pure i cattolici e chi crede in Dio c'ha pure lui i suoi nervi, no? Quando ci sa la cimmish rock, e iniziai un po' veramente ad innervosirmi. Poi passò ancora un'altra settimana e lui mi fa: ti dispiace? Ci diceva Maurizio, comunque quella puntata con Raffaella Carrà non l'ho mai fatta. Non l'ho mai fatta, e dopo vi spiego perché. Mentre vi ascoltate quest'altra bella canzone, perché vi dico questo? Perché poi da Vincenzo Agrillo, Gennaro Ricci, si cresceva anche con gli autori, perché all'improvviso mi arriva Nani Ricci e mi fanno una canzone che si chiama Te ne si chiude, e io vi canto questa canzone, ve la faccio ascoltare e poi vi dico perché non ho mai fatto quelle puntate con Rai 1 con Raffaella Carrà e perché mi sono innervosito e che cosa è successo. Aspettate un poco, fra un minuto il tempo della canzone e poi ve la faccio, ve lo spiego. Un bacio a tutta l'America,
a tutti gli Stati Uniti. E mo l'inverno mi si abietta a me. In questa casa mia ci manco solo, da primavera mia mi manca tu. Tu sei giovane, t'hai perduto, senza addio, senza parlare. Povero cuore, me l'hai spezzato, te l'hai portato insieme con te. E mo nessuno mi ferma, nessuno, tanto che cerca ma taccia trovare. Io ora non perché ora non parrete per freddo, pure all'inverno vaga per te, perché appartiene solamente a me. Questo dolore mio pure mamma, povera vecchia non può riposare, per una fa morire proprio dispiacere, cento bugie lascia raccontare. E mo nessuno mi ferma, nessuno, tanto che cerca ma taccia trovare. E ora non perché ora non parrete per parete, pure all'inferno vaga per te, perché appartiene solamente a me. Allora, gli arrangiamenti erano sempre del maestro Augusto Visco, sempre con la grande orchestra dei violini della Scarlatto di Napoli, il maestro Fuiano, cori Nora Orlando, e poi voglio dire che purtroppo sto avendo dei richiami sui messaggi, perché io mentre ascolto la canzone mi leggo più o meno qualcosa, e mi è arrivato un richiamo dalla Germania, dice Franco Moreno, ma pure noi in Germania ti vediamo. Ragazzi, un bacio a tutti gli amici del sud Italia che siete emigrati in Germania. Mando un bacio a Stoccarda, Francoforte, Dortmund, un bacio anche a tutti gli amici che stanno a Liegi, in Belgio, un bacio a tutti gli amici che stanno in Francia, a Marsiglia e a tutta la Francia, e poi un bacio a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, non so, tutte le regioni del sud Italia, ritenetevi salutati. Un bacio pure al mio amico Lello da San Giorgio, grande commerciante di motorini, moto importanti e motorini da poco costo. A Mariano dalla Germania. Un bacio a Mariano della Germania, e poi un bacio pure, come si chiama? Cusumano, quella della Germania. Tusumelli. Cosumano, no, Cosumano si chiama. No, sì. no, Tumminelli. Ah, prima Radio Stella. Sì, Radio Tumminello, Stella, prima sì. Radio Stella. E poi a tutte le radio che trasmettete la musica napoletana, chiunque trasmettete, grazie che fate ascoltare la musica napoletana. E chiaramente un bacio a Gio Barone. Frank. Hello. Thank you very much. Allora, aspetta, come si dice? Mizzica. Ma quale Mizzica? Mizzica è palermitana. Mizzica. È siciliana Mizzica. Mizzica, ma loro, sai, ci piace molto E parlare siciliano. dimmi in inglese No. guagliuncie. No, in inglese non lo so dire. Picciotto. Picciotto. Ma quale picciotto? Ah, Allora, in americano ci piace molto la parlata siciliana, capito? lo faccia sentire io parlato siciliano. Allora. Poi
stavo parlando del... Che poi in America fanno la festa di Santa Rosalia. Lo so, ma quest'anno non si fa perché purtroppo stanno... Lo so, non si fa. Io stamattina ho letto pure che quest'anno A a Palermo. Palermo non si farà la festa di Santa Rosalia. Per noi è È bruttissimo. un macello, è un macello. E vabbè, ma comunque ci sarà l'anno prossimo. Allora, poi è successo che non ho fatto questa Rai, ho iniziato a incavolarmi e chiaramente mi sono appiccicato, ho litigato con il signor De Paoli. Mizzica, Gianno Macro. Un bacio. Allora, la Spezia, un bacio dalla Spezia, un bacione a tutti. E allora, ecco qua, questo qua lo devo fermare un attimo. Starai meglio, ok, ti saluto. Un saluto a tuo fratello Mario Trevi, certamente, un bacio a mio fratello Mario Trevi, che voi lo sapete, mio fratello Mario Trevi, al di là di tutto, i cantanti, ma come cantante, vicino a Mario Trevi, io chiamo Ucardil, che nessuno si offenda, per l'amor di Dio, pure perché è mio fratello, avete capito? Per quanto mi riguarda, per me è Ucardil, proprio zippepè bizzò, come dicono questi amanti degli uccelli. Il sole della finestra abbaglia e mette del lente posone, Giovanna. Allora, Paolo D'Alterio ci sta mandando le foto che stiamo in America, che stiamo trasmettendo. Allora, io litigo con il signor De Paulis e gli dico, ti faccio l'ultimo disco e poi me ne vado. E lui mi dice, no, tu mi devi fare 4 dischi perché tu c'hai un contratto con me quadriennale. Dico no, io ti faccio 2 dischi, ma io vado in tribunale e tutto quanto così, e ci fu un grande litigio, che io presi un aereo, andai a Milano, mi metti a appiccicare a Milano da vicino, perché non sopportavo il fatto che non avessi fatto quelle puntate, perlomeno una, nella trasmissione Rai con Raffaella Carrà, Pronto Raffaella. Da quel litigio abbiamo fatto questo caporeparto e nel frattempo poi viene la sceneggiata da caporeparto e vengo agganciato dal signor Armando Rossi, un capocomico, sarebbe quello che si accatta, quello che si compra lo spettacolo, e mi fa la compagnia. La compagnia era Oscar Di Maio, grande comico napoletano, grande cabarettista, grande artista da teatro, comico, drammatico, sapeva fare tutte cose Oscar Di Maio. Poi c'era la buonanima di Enzo Guida, poi c'era Armando Rossi e altri attori che non mi ricordo i nomi, mi dovete scusare, e fu fatta questa sceneggiata con caporeparto, mentre che già io avevo litigato con la Vis Radio, che già me ne stavo andando, e tutto quello che è successo, e non ho fatto la Rai. Poi, siccome che siamo quasi alla fine, perché a me mi hanno dato un'ora di tempo, però siamo pochi stasera, non ho capito perché. Forse sta la partita del Napoli? No, non c'è la partita del no, Napoli. non c'è la partita del Napoli. E allora condividete e mettetemi le stelline. Allora, facendo questa sceneggiata si parlava del più e del meno e un amico mi fa, ma se prendiamo la sceneggiata e la portiamo in Sicilia, quanto può costare? Io tutto quanto non lo sapevo. E ho fatto parlare Armando Rossi con un signore che non mi ricordo il nome, perché vi dico la verità, tutti i nomi non me li ricordo. Era il nostro procuratore dei teatri e lui era di Maddaloni. E mi fecero la proposta di portare questa sceneggiata in Sicilia. E andammo al Teatro San Giorgi di Catania, e a Catania ho conosciuto un signore che è il papà di Francesco Toscano, che si chiama Luigi Toscano. Era colui che si comprava le sceneggiate napoletane per portarle poi in Sicilia. E lì si faceva Paternò, si faceva Catania, si faceva Agrigento, Mister Bianco, Arufa sempre fritto, come si chiama? Gela. Si faceva Siracusa, si faceva Ragusa, Palermo e tutte quante le città, i paesi e città siciliane. A quel punto lì si partiva con i pullman
perché da Napoli si partiva col pullman, non è che arrivava Franco Moreno in un Mercedes, no, tutti nei pullman. Ci mettevamo in viaggio e andavamo a fare questi spettacoli. Siamo arrivati a Catania. Ah, poi c'era Ernesto Martucci, poi c'era Tony Sposito, altri attori che mo non mi ricordo. E niente, si fa questa sceneggiata. Per il momento mi sono litigato con la Vis Radio, ho detto io non ti rispetto più il contratto, e nell'ambiente si sapeva subito, perché c'erano delle talpe, no? Ah, Franco Moreno se ne chiuderà la Vis Radio, chissà che succede, eccetera, eccetera. In questo periodo che non ho fatto più dischi con la Vis Radio, me ne sono andato, sono rimasto 4 giorni libero discograficamente, vengo contattato dalla Visco Disco, perché poi il maestro Augusto Visco, lui si aprì una sala di registrazione e mi fece una proposta. Dice, visto che tu non stai più, mi hanno detto che non stai più con la Vis Radio, perché non lavori con me? Ma che sta scritto qua? I siciliani è una frase grande importanza, Franco. Mizzica, dai. Un bacio, un bacio. Ragazzi, ritenetevi tutti salutati, perché è impossibile che possa leggere 1000-1500 messaggi. Va bene? Allora, vengo contattato da questo signor Visco, perché i dischi si preparavano mentre l'altro camminava, già si preparava il disco per il periodo poi invernale, perché sempre sotto Natale uscivano i dischi nuovi. Vengo contattato da questo signor Visco, parlammo del più e del meno, ed esce fuori un disco che si chiama L'anniversario. E con l'anniversario, non so se voi ve la ricordate, ci siamo fidanzati il 7 giugno, io che la data non mi scordo più. Qua ci fu un grandissimissimo successo, qua veramente ho toccato le stelle, veramente sono arrivato in un periodo della mia carriera che vedevo soltanto le stelle, si lavorava tantissimo, si usciva la mattina e ritornavamo la sera, i nostri figli ce l'abbiamo visti cresciuti davanti senza ce ne accorgere. E nacque questa canzone, L'anniversario. Però questo ve lo racconto nella prossima puntata di domani sera. Adesso vi faccio ascoltare un'altra canzone del disco O Caporeparto, perché poi per quanto riguarda il cinema, eccola, questo è Caporeparto, se volesse vedere. No. Allora, la regia si è confusa. Che hai fatto? Se volesse vedere. Fammi vedere? No. Se volesse vedere. La regia, Salvatore Architravo, direttore. No. Direttore Salvatore Architravo, provvedete alla regia. Scusate. Allora un bacio a Joe Barone, New York, Los Angeles, New Jersey, Germania, Francia, Inghilterra, tutti. Aspetta che mi spunta sempre quello. Non l'ho capito il motivo. Devi mettere un'altra. Questo è il titolo della canzone. Sì. Toglila. Vai, allora. Devo salutare pure all'amico Franco Toscano, a Pidduzzo, Radio Palermo Pidduzzo, a Salvatore Pidduzzo, e un bacio a tutta la famiglia Palumbo, a Mario Top, a Stefano Mezzavotte, a tutta Merito, pure a Donna Carmela, a Pertino, Emilia. Esce? Sì, si è Vediamo. bloccato un po' il telefono, amore. Vediamo. Ci stanno staccando la corrente, avete capito? La bolletta non si paga. Ci sei? Arriva, eccola qua, è questa. Salvatore Architravo, provvediamo. Scusate, si è proprio bloccato il telefono. Allora, un bacio pure a Domenico Fiscale, il mio batterista, a Peppe il bassista, Peppe Narretti il chitarrista,
l'amico Cassese. Speriamo che la finimmo sta puntata stasera, eh? Sì. Allora, Poi- un bacio sempre a tutte le persone che ci seguono, che ci fate compagnia, un bacio a Franco Mele e mia nipote Francesca. Che succede? Che non lo so che hai combinato, amore. Non lo so che ci combina. Aspettate, mo parte un'altra volta. Nunzia Lucifora, Alfina Torre, Liotto Fortuna, Salvatore De Rosa, Franco Uccello, Salvatore D'Angelo. Eccola qua. Chamber La Fortezza. Va bene. Non si da pace che sta. Dobbiamo andare così. Luca. Allora ragazzi, ci dovete perdonare. Che notte e giorno penso sempre a te. Ragazzi, purtroppo c'è qualcosa che non va. O perché stiamo collegati con l'America, è troppo lontane, capite? Allora la frequenza... Allora, io voglio dire pure un grazie alle persone che mi hanno fatto sempre compagnia, l'amico Ferrara. A te All'amico Ferrara voglio salutare a Dakata, Domenico, Giuseppe San Basile, Giusi Zoda, Giovanni Gualberti, Alfina La Torre, Essia Manco. Non va bene. Poi salutiamo Fiore Rosa, Tina Fiorenzano, Beautiful Man Gaetano, D'Amico Gianni, Andrea Ragotta, Luigi Cascello. Ragazzi, non va bene, qualcosa c'è che non va. E allora, un bacio a Anna Russano, un bacio a Nare, un bacio a Lino Tozzi, un bacio a Mimmo Taurino, un bacio al mio segretario Carluccielli Cipriano. Carluccielli, ciao. Questa canzone è di Chamber Carmine La Fortezza, che fu un grande successo e all'epoca le grandi radio suonavano a tutta forza. Un bacio a New York, un bacio a Los Angeles, un bacio a New Jersey e un bacio a Joe Barone. Un saluto a Paolo D'Alterio e Gianluca Morgan. Un bacio a tutti. Fate mi piace, vai, tutti. E poi voglio salutare pure a tutti gli amici che mi stanno seguendo dalla Germania, Stoccarda, Francoforte, Dortmund, da Liegi, Belgio. Un bacio alla Francia, gli amici italiani che stanno in Francia. Un bacio al ristorante Stefano Ammelito, dove io ho iniziato proprio, ero un big di Stefano Ammelito, portavo il caffè, ero bambino, 8-9 anni e già cantavo nelle cantine. Patrizia Ranucci, un bacio, Anna Di Matteo, Giussi Zoda, un bacio a Tony Mirante, un bacio a Tony Mirante, un bacio a tutti i cantanti napoletani, bravi, ai bravi cantanti napoletani. Chi fa bella musica? La famiglia Gambino in America. Ah, la famiglia Gambino, un bacio alla famiglia Gambino che stanno tutti in America, mi pare. Antonio Credendino, Francesco Carrozzi, Maria De Filippo, D'Amico Gianni,
È il bello della diretta, ragazzi. Sì, oggi il telefono mi sta Il dando un telefono, po'... la maità, la maità. Caccia fatte catolle Questa è una canzone passata che così. Sì, è caricata male. Era pazza per te. Enrico Torre da Londra, un bacio a Londra. Giovanni Previtera, ma allora Angelo Facenta, Paolo D'Alterio, tranquillo, avere te e vederti è un grande onore. Ciao, grazie Paolo. Paolo D'Alterio sarebbe il promotore di questa bella cosa che trasmettiamo in America. E poi Rosario Frascogna, tranquillo Mario, ce la sentiamo su YouTube. Ok, bravo. E la connessione è bassa, purtroppo sì, perché qua ci hanno messo un Giga 5, là come si chiama, Abbiamo problemi con e stiamo avendo problemi. Difatti qua c'è un poco di baraonda per fare in modo che si deve togliere questo Giga 5, G5 come si chiamisse. Angelo Servi, allora Giovanni Privitera, Paternò ti saluta. Come si chiama la signora di Paternò? Maria Musumeci. Ciao Maria Musumeci, un bacio. Speriamo che questa andrà bene, a buon fine, ragazzi. Ragazzi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani sera, e siamo rimasti che partiamo dall'anniversario e vi racconteremo tutto. Grazie per averci fatto compagnia e ci vediamo alla quarta puntata domani. Ciao ragazzi. Questa va bene. Non ci credeva e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E tinta niente tu mi hai cagnata la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore. Questa è la sigla finale del programma e la sigla iniziale, che è tratta dal mio nuovo lavoro che si chiama Franco Moreno 2020. Se volete ascoltare questo disco andate su YouTube e scrivete Franco Moreno 2020. Se qualcuno vuole vedersi le puntate prima e dopo di questo racconto, andate su YouTube e scrivete Franco Moreno la mia storia e trovate tutto. Un bacio a Londra. Sento un cuore la libertà, tu sei la verità, camarata mia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te i tesori. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. L'intevase del taglio mi fai crescere te, e sto cuore ti va sempre più. Ci mancammo si stiamo lontani, non potevo restare senza noi. E com'è bella te volere, tutte le volte sempre più. Per campare e morire in te braccia d'oia, fermasse il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarata mia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te i tesori miei. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarata mia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te i tesori miei. Allora ragazzi, io mando pure un bacio a tutta quanta Marcianise. Voglio ringraziare il signor Joe Barone dall'America,
ringrazio la TV Ciao USA, la TV Italia e TV Io Tievo, che trasmettono da New York, Los Angeles e New Jersey. Saluto a tutti gli amici che stanno a Londra, a quelli che stanno in Germania, quelli che stanno in Francia, quelli che stanno in Belgio, quelli che stanno in giro nel mondo, che hanno emigrato e andati via dall'Italia. Vi mando un bacio a tutti, grazie che amate la musica napoletana, grazie che amate la mia musica. Un bacio a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ci avete contattato, che ci avete messaggiato. Grazie a tutti e grazie all'amico Paolo D'Alterio e Gianluca Morgan per questa bella diretta. Spero che sia andata benissimo. Arrivederci a domani sera verso le 17:30 con la quarta puntata con la mia storia con Franco Moreno. Domani sera parliamo dell'anniversario, del disco dell'anniversario, del film dell'anniversario, del cast artistico dell'anniversario, perché non abbiamo fatto i film e qual è stato il motivo. E poi man mano andiamo avanti. Spero che ce la facciamo a fare tutte le puntate, perché poi ci saranno ancora, man mano che si cresce, cose più belle e pure cose brutte. Va bene? Buona serata a tutti e il mio motto per salutarvi è sempre dire grazie per avermi sopportato e che Dio vi benedica a tutti. Vi voglio bene. Un Ciao. bacio, buona Buona sera. serata.